c'è stato un'incompressione con Zampoli, ma anche lì parliamo sempre di ragazzi giovani, e insomma poi col Forte dei Marmi dove è stato in vantaggio quasi per 50 minuti, poi un break nel quale il Forte ha fatto sua la partita, Forte dei Marmi che poi ha raggiunto la vetta della graduatoria, un Breganze che ha perso l'ultima con il Trissino, ma e che in casa ha anche subito troppi stop volendo, perché tra le mura amiche del Palaferrarin è caduta con Sarzana, Forte e Correggio, e se ci può stare perdere e lottare con il Forte dei Marmi, perdere in casa con il Sarzana che di solito fa tanta legna tra le mura amiche, e perdere in casa anche con il Correggio non è il massimo, insomma è qualcosa di non sorprendente, ecco, mettiamola così, una vittoria impronosticabile, ecco, fosse anche sotto il punto di vista del bet. Però un Breganze che sta giocando un'ottima stagione, sempre affiancato a un Texidò che addirittura è già a quota 23 nella classifica marcatori di questo campionato, dove insegue davanti a sé ha solo Bomber Bomber di razza, con Ambrosio a quota 33, Tattaranni 29, Lucas Martinez 27, poi un gol in più di Texidò lo ha segnato solo Pablo Cancela, quindi il PCC rossonero. Mentre dicevamo della coppia poi Texidò Mijans, che dà tanto, veramente tanto in termini di fatturato e assist, sono 27 reti e 11 assist per i due catalani, mentre Samuel Amato quest'anno è in versione bomber, perché già 17 reti per il difensore anche della nazionale italiana, lui Samuel Amato, che arrivò in Italia tanti anni fa con la maglia del Seregno, perché lì arrivò Samuel Amato ed era, ti posso garantire Stefano, era molto più gonfio di adesso, nel senso che adesso ha un fisico statuario, all'epoca era bombatissimo di plank. Samuel Amato soprannominato l'Armadietto di Mendoza, no? Okay. Anche dell'amico Domenico Tomba, che salutiamo, come salutiamo anche Domenico. Ivo Peretto, il nostro amico, che questa sera è sul campo qui a fianco proprio del Sandrigo, dove farà la telecronaca del derbissimo vicentino Sandrigo Bassano. Ormai siamo pronti per l'inizio di questa partita. Ricordiamo la terna arbitrale composta dai signori Matteo Galoppi di Follonica e Marcello Di Domenico di Correggio, arbitro ausiliario il signor Alessandro Canonico. Ricordiamo che tra le file del Breganze anche questa sera mancherà Nicola Rettis, si sta recuperando da un malanno corso proprio la scorsa settimana, mancato nell'ultimo turno contro il Trissino. Per lui sarà un lungo recupero che lo porterà all'incirca un mese lontano dalle piste. Noi breganzesi abbiamo la speranza che riesca a rientrare almeno per le finali di Coppa Italia, una pedina comunque fondamentale, una delle tante pedine fondamentali per Diego Mir. Sto pensando a quando un telecronista può permettersi di parlare di un infortunio del proprio fratello e non me ne vengono in mente. Grande, vai Stefano. Bene, adesso la pallina ormai è pronta al centrocampo, dove subito in fase di battuta ci sarà Davide Nadini. La pallina però adesso è per Samuel Amato, darà il via invece il Monza con Nadini. Starting 5 intanto per il Breganze, con il solito Francisco Veludo in porta, in sede difensiva Samuel Amato, poi Eloy Michans, il capitano Gerard Texidò e Andrea Scuccato, mentre lo starting 5 lo lascio per il Monza, lo lascio dire a Virti. Sì, con Zampoli in porta c'è Nadini, e questa è la sorpresa, che non è generalmente parte Paul Franci oppure in alternativa anche Galimberti. Nadini forse la seconda da starting five insieme a Marco Ie, il catalano, e Julian Martinez, il capitano. Attenzione, la entrata da sinistra di Mijans, la botta al volo del 58 Scuccato e la parata di Stefano Zampoli. Abbiamo visto come il Breganze sia partito già subito con un paio di incursioni proprio lì davanti alla porta di Francisco Veludo, pericoloso però poi
anche il Breganze con questa ripartenza che è arrivato lì con Scuccato a tu per tu su Stefano Zampoli. La pallina intanto è per il Monza, che fa girare in questo momento con Paul Franci all'indietro per Julian Martinez, poi scarica su Zucchetti che va verso il centrocampo, sulla sinistra poi vede Oye che però perde il possesso di palla, la recupera intanto Samuel Amato, se la deve giocare con Nadini, ancora Sfera in possesso di Samuel Amato che lancia lungo sulla sinistra, intanto Andrea Scuccato gira la porta di Zampoli, il retropassaggio all'indietro dove c'è Mitchans, sulla sinistra nuovamente per Amato, capitano Teixido intanto su di lui, Zucchetti scarica su Mitchans che lascia lì palla per Samuel Amato, la pallina poi sulla sinistra per Andrea Scuccato, 15 secondi ancora per andare al tiro, fa girare bene palla il Breganze, la pallina intanto in mezzo di Amato per Scuccato che però finisce sopra la porta, sarà rimessa in gioco per il Monza. Ha colpito il fondoschiena di Marco Ie. Dunque Marco Ie che torna a giocare dopo 2 gare di assenza e anche la scomparsa dell'abuelo, del nonno di Marco Ie, per cui c'è stato un minuto di silenzio nella derby con il Lodi. È rientrato in starting five lui che ha sempre avuto 1000 problemi fisici e direi che l'anno scorso paradossalmente la miglior partita la giocò l'ultima qui, quando fece 2 gol e ne fece fare altri tanti, ma è davvero un ragazzo tanta sfortuna. Qui intanto seconda situazione che è abbastanza rara, ovvero in casa Monza, la botta da lontano con la spizzata, il tiro di Zucchetti, la spizzata di Julian Martinez stranamente quest'anno in crisi in zona gol, solo 6 marcature, intanto un lavoro a mano sinistra davvero notevole per Teixido, occhio Amato, blocco vero di Mitchans, la botta centrale chiude bene Zampoli. Non va per il Breganze con questo tiro di Amato, riparte dunque il Monza con il numero 44 Nadini in possesso di sfera, scarica su Zucchetti che è pressato alto da Teixido, va via però Zucchetti, mette una pallina lì in mezzo interessante per non Nadini, però Nadini sì, però qui fai velo e tagli e la palla te arriva, nel senso, se resta lì sul finto blocco il difensore per forza che la palla filtra. E occhio perché ricordo che anche il Breganze spesso da destra mette in mezzo lavori interessanti, ci avrà sicuramente studiato Diego Mir, anche perché quando vedi che prendi 3 gol con i Lodi identici con palle in mezzo da destra, uomo sul secondo palo, garantito che sarà un leitmotiv dell'incontro. Breganze comunque che punta sempre in gol, diciamo, possiamo dire misti, con le incursioni di Teixido che punta sempre ad andare in dentro all'area, mentre ci sono per i tiri esterni c'è Mitchans che è molto bravo dai tiri laterali, mentre per i tiri da dietro c'è Samuel Amato, Scuccato invece perfetto nei tiri al volo dalle fasce laterali. Dunque un Breganze che diciamo ha questa dote di poter segnare un po' in tutte le salse. Sì, poi dopo questo è un argomento di cui parleremo, perché Breganze ha il quinto miglior attacco della Serie A, comunque sono tutte lì un filo sotto al forte all'odio, anche perché Julian Martinez gira dietro porta, ma come vedere c'è Oye in mezzo all'area, altissimo Nadini, ancora più alto Zucchetti. Qua occhio perché su questa palla filtrante lenta, ottima la lettura di Teixido che fa protezione palla, c'è un Monza tutto dentro la propria area, gira e la sfera resta lì. Sulla conclusione era una botta al volo di Mitchans, schiena un po' troppo indietro, pallina che schizza sopra la traversa, ma è ancora Breganze che ha 35 secondi di disponibilità, finta scarico con un giocatore che a me piace tantissimo, ovvero che è Scuccato, secondo me uno di quelli che ha, dimmi se la pensi, occhio perché prova ad andare via con un gran lavoro Teixido, testa di Martinez con Amato da quella parte, ma Veludo non può essere impensierito da lì. Dicevo di Scuccato, uno che ha grandissimi margini di crescita. Scuccato sì, è un altro ragazzo giovane, neoacquisto delle Breganze, che ha dimostrato veramente di meritarsi a pieno il ruolo di titolare, e sicuramente in questa stagione fino ad ora ha dimostrato di essere indispensabile allo starting five di Diego Mir. Intanto si giocherà questa punizione a favore del Breganze dal limite dell'area, posizione però un po' troppo laterale per andare al tiro, dunque Teixido andrà a giocare, toccare palla per Eloy Mitchans, pronto lì sulla destra. È quello Eloy Mitchans adesso in possesso di sfera, che gioca all'indietro per il
Andrea Scuccato, casacca 58 delle Breganze. Il tiro intanto di Amato non impensierisce Stefano Zampoli. La pallina intanto per il Monza con Julian Martinez che rilancia l'azione. Giro palla a 3 per il Monza con lo scambio tra Martinez e adesso Zucchetti poi per il suo compagno di squadra Franci. Intanto ancora Monza. Martinez che invece Franci ancora non è entrato, occhio perché la conclusione di Zucchetti incoccia nel corpo di Nadini. Franci è ancora in panchina, ma io penso che sia una situazione, occhio intanto situazione anche tattica, perché Paul Franci poi è un giocatore minuto di statura e velocissimo, e quindi può essere anche in una situazione di break futuro, soprattutto quando incomincerà a fare un po' di rotazione Diego Mir. Intanto continua questa palla messa in mezzo, occhio perché sul secondo palo, eccola qui l'azione di cui la sfera resta lì, attenzione, quasi suicidio di Zucchetti. Quello che dicevamo, palla sul secondo palo, e qua Texidò era tutto studiato, ma è riuscito a chiudere il Monza in questa occasione. Texidò sempre pericoloso da quella posizione, riesce a incunearsi anche nelle situazioni più improbabili. Intanto ancora Monza con Martinez a giocare per Nadini. Il tiro intanto da dietro di Zucchetti, sempre la pallina lì nei pressi di Francisco Veludo. Riparte intanto il Breganze con Michans pressato altissimo da Julian Martinez, riesce a scaricare all'angolo sinistro dove trova il capitano Gerard Texido, va su Scuccato dalla destra, Scuccato che gira la porta di Zampoli, mette la pallina lì in mezzo per Amato, ma è subito pronta la difesa del Monza che va a liberare la pallina, però finisce nuovamente tra le stecche del Breganze con Gerard Texido a rilanciare l'azione da dietro per Michans. Ancora Texido pressato dalla difesa del Monza, ancora Texido indietro per Michans, lo scarico di Michans, c'è la deviazione al volo di Samuel Amato che non trova, però trova un grande Stefano Zampoli che salva anche questa azione del Breganze. Riparte intanto il Monza con Zucchetti, finta il tiro, Zucchetti lascia la pallina per Martinez. E ora il Monza che come prima cerca trame partendo da molto alto, sempre a ridosso della metà pista. Adesso posizione credimi inusuale, forse è la prima volta che vedo Nadini smistare, quindi io lo so, è garantito. Tommaso Colamaria ha lavorato molto su questa partita, anche perché il Monza viene da prestazioni ottime ma non ha raccolto risultati, con Lodi forte, tanto qua buona la protezione di palo, ma lì è anche scolastica la posizione del guantone. Parte di Veludo, qui taglio Breganze, e davvero su questi inserimenti ha già costruito due occasioni invitanti e golose. Ora parte da sinistra Oye, occhio perché c'è il piazzato qui Veludo, si è aperto il muro composto da Migianse. Amato fischia Galoppi e dice che l'ha tratto un vantaggio con il pattino, nel controllo con il pattino, e quindi la punizione è per i biancorossi. Esce Nadini, è tra Paul Franci, il cambio che vi avevamo un po' preannunciato qualche istante fa. Siamo all'8º, Paul Franci subito rovescio, la sfera è alta, occhio perché avete visto già la velocità, recuperato rispetto a Migians. Paul Franci viene anche reduce da un'influenza, lui come anche Galimberti Razzarotto, ma non voglio vedere quale spogliatoio in questo periodo a tutti gli effettivi a disposizione. Le Breganze non ha Retis, che in quanto a influenze se l'è vista veramente brutta. Ora è Samuel Amato, occhio perché c'è il taglio alla botta di Migians, anche se non era un tiro, era un'assistenza sul secondo palo per Scuccato. Monza che deve stare molto attento. Intanto Breganze adesso con il giro palla, c'è Texido che si fa portare via palla molto bene da Zucchetti, che adesso chiede calma ai suoi, lancia sulla destra intanto per Martinez che la tocca lì per Marc Oye. Ancora Zucchetti, il giro palla a 3 per il Monza, mentre dentro all'area, eccolo lì, intanto arriva un'altra pallina lì. Credo che sia stato Scuccato, sai, a mettere di taglio il bastone. Perché Zucchetti ha leve lunghe, ma qua Migians, tutta la maestria del 31enne catalano, la sfera fuori, ancora Texido per Samu Amato, da lì può tirare, invece no, cerca sul secondo palo in uscita dietro porta Migians con Oye Martinez che raddoppiano e alla fine la vince.
il Monza con Marco Oye efficace, questa volta il raddoppio di Oye e di Julian Martinez, e Monza che può ripartire, ma vedete con molta calma perché non c'è verticalità, non c'è transizione e si gioca con ritmi molto bassi. Un Monza che, volevo collegarmi a quello che stavi dicendo tu prima, Paolo, Colle Maria che ha lavorato molto su questa squadra che nonostante arrivi da una striscia negativa, vogliamo ricordare però che arriva da risultati comunque importanti, perché dopo dopo la vittoria con il Sarzana, una serie di sconfitte proprio di misura, a partire con il Viareggio dove è stata sconfitta per 5-3, poi con il Forte dei Marmi per 4-3, soltanto un gol, come anche con il Follonica 4-3, mentre con il Lodi nell'ultimo turno 4-2, quindi un Monza sempre lì presente che può dare filo da torcere a tutte le pretendenti al titolo. Come un denominatore, quello di giocare bene e segnare poco, e questo è il fatto. Il Monza ha 51 reti all'attivo, solo 4 su palle da fermo, e questo nell'hockey moderno è un handicap evidente. Ora anche qui Polfranchi, anziché tentare la ripartenza, sarebbe stato magari un 3 contro 3 dalla laterale di sinistra, si prova a giocare adesso perché prova il break da quella parte, ha questa Piccadiglia, visto quella sua velocità, tiro e vado a prendere il rimbalzo qua, signor Galoppi da Follonica, ma anche di Domenico hanno le braccia alzate in quella di ok, perché qui carica Zucchetti la bomba col casco, Veludo in tuffo. Zuc ha una bordata devastante. Sono trascorsi intanto 11 minuti di gioco dove è appena stato assegnato il primo fallo di squadra della partita, quindi partita veramente correttissima, primo fallo di squadra che è stato assegnato al Breganze. Intanto è un classico tra queste due società che sono, vuoi Girardelli di mezzo, vuoi tante cose. L'anno scorso c'era anche Lucas Martinez, quindi c'era sono due squadre. L'anno scorso forse non neanche il 10° fallo, neanche la partita d'andata. È sempre stato così. Breganze insomma è la prima squadra di Girardelli, insomma tantissimo ha dato Girardelli Breganze e tantissimo rappresenta il contrario, quindi c'è sempre questa sorta di... Una cosa che mi dispiace, i PMB là ci sono sempre, fanno sentire la loro voce, di qui in tribuna ci saranno 200 persone, ma se arriviamo a 300 sono tante. Intanto Diego Mir che fa rifiatare Andrea Scuccato, entra per il Breganze con il 6 il giovane Andrea Borgo lì subito a difendere il palo di Cico Veludo. Pallina intanto ancora tra le stecche del Monza con Zucchetti a giocare indietro. Anche Lazzarotto dall'altra parte, per 2001 dietro Lazzarotto, un 2003 di là. Lazzarotto che tra l'altro è una storia molto curiosa, perché lui è cresciuto a Roller Bassano, è arrivato che aveva 15 anni a Monza, la firma per le giustifiche ce l'aveva con la Maria a casa, quindi se stava a casa la procura ce l'aveva con la Maria, che nell'hockey moderno è una cosa, insomma ti prendi anche la responsabilità di un ragazzo, anche perché sappiamo che non si gioca per 6 milioni al mese di euro, ma per un tozzo di pane e poco più, e quindi piano piano col lavoro lui crede in questo sport, ha creduto in Colamaria, il Monza ha creduto in Lazzarotto. Occhio perché qua intanto il lavoro di Migianza è notevole, ma attenzione perché c'è un 2 contro 1 con Zucchetti, salva tutto Amato. Grande intervento di Amato che ha appoggiato lì per Francisco Veludo. Fortunatamente la deviazione però era abbastanza lenta, dunque non ci sono stati problemi per Cico Veludo, che è riuscito a far ripartire l'azione. Adesso il giro palla per Breganze con Samuel Amato che va a toccare sulla sinistra per Borgo, che mette la pallina lì in mezzo per Samuel Amato, un po' troppo in ritardo Amato rispetto al passaggio di Borgo. Adesso c'è il gioco, la nuova costruzione d'attacco per il Monza, Team Service Car Monza, con Zucchetti che va a giocare per Julian Martinez con la sfera sulla laterale destra. Paul Franci per Martinez, Lazzarotto, c'è Zucchetti che addirittura è nella propria area. Lazzarotto gira dietro porta, non c'è uno scarico e quindi devi girare qua, protezione di palla, grande girata, poi scenografico anche qui Veludo perché poteva andarci col guanto, ma è andato in tuffo. Gli piace molto tuffarsi sulla destra, portiere che l'anno scorso a Vercelli ha fatto vedere grandi cose, è davvero un ottimo portiere. Attenzione perché arriva qui Borgo che però lascia la sfera sul bastone di Paul Franci, transizione Monza. Parte intanto il Monza con questo tiro di Paul Franci, mette la pallina lì intanto Lazzarotto per Porio, Franci in girata, grandissima la giocata del Monza con Paul Franci a mettere in difficoltà Francisco Veludo, che è riuscito a scraventare in aria la pallina. Adesso il Breganze con Eloy Michans chiede calma ai suoi, entra
Intanto Silvio Costenaro proprio al posto di Eloy Michels. Sì, c'è stata quell'azione, fammi tornare solo un secondo, perché extra pass di Lazzarotto che ha sbilanciato la difesa lato debole, c'era un giocatore come Polfranci libero, intanto qui questo non è un tiro, è ancora un servizio sul secondo palo per il 99 che se non sbaglio è Costenaro, giusto? Sì, esatto. Lui, ok. E intanto stanno entrando i giovani di cui bene avevamo parlato all'anticipo e poi Polfranci bravo anche a far perdere un tempo di gioco a Veludo, ma Veludo davvero mostruoso nel suo intervento. Mi collego anche a quello che hai detto tu prima di Veludo, che l'anno scorso ha fatto una stagione esemplare con il Vercelli. Abbiamo imparato a conoscerlo proprio mentre ha giocato con il Vercelli, e possiamo dire che l'anno scorso il Vercelli si salvò appunto, penso per buona parte del merito anche di Francisco Veludo. Poi non me ne vogliano i ragazzi qui del Breganze che assolutamente meritano tanto, però al momento la situazione in classifica è merito anche tanto di Francisco Veludo, che veramente ha salvato, ha tolto veramente le castagne dal fuoco in più di qualche occasione. Ciò non toglie che comunque la formazione di Diego Mir, come ho già ribadito in tante occasioni, intanto c'è la ripartenza del Monza, fermato qui intanto Polfranci dalla difesa del Breganze, formazione di Diego Mir che comunque fa sempre giostrare tutti quanti i giovani a sua disposizione. È una formazione che nonostante abbia dentro i giovani non fa soffrire il cambio di ritmo, una formazione sempre che tiene ritmo alto e non ne risente dunque la squadra. Questo è un gran pregio della formazione allenata da Diego Mir. Hai perfettamente ragione, ma permettimi che davvero non si può prescindere dai giovani. Forse lo fa un po', credo, solamente il Lodi, che ha Raffaelli e ha uno scarso minutaggio. Raffaelli tra l'altro, tanto la grande rovescio di Zucchetti, e Veludo qui si salva. Raffaelli fu un protagonista di quelle Vercelli di cui parlavi tu. Qua scivola Lazzarotto, occhio perché c'è superiorità, il numero in caduta, qua davvero la Pedro Gil da parte di Silvio Costenaro, e Monza va dall'altra parte con Polfranci, rovescio, protezione in palla, scende Borgo, c'era Lazzarotto, perde un tempo di gioco, non riesce a servire la pallina fuori. Mi piace, dicevo, molto, e l'avevo già anticipato prima, il lavoro di Diego Mir su questi giovani, perché li fa giocare tanto e tiene sempre in pista o Amato o Mijans o Tixidò, sempre due vecchi e due giovani. Esattamente. Due vecchi e due giovani, e mi pare che sia dalla Valle per Tessido adesso, e quindi mi smentisce perché gioca con Amato e è Scuccato. Ok. E quindi c'è sempre Scuccato, ormai giocatore d'esperienza, l'anno scorso anche lui a Bassano. Ad esempio il Forte sta giocando tantissimo anche con Giovannetti e Mattugini, ma sta dando tanti minuti a Giovannetti e Mattugini, gliel'ha dati anche con l'Oliverense, e hanno vinto 1-0 con, non so, 10 minuti a Giovannetti e 15 a Mattugini, oltre a 20 a Maremmani. Oggi se fai così e fai respirare gli altri, arrivi alla fine che un po' di polmoni nei polmoni ce li hai, di energia da spendere. Se non fai così, magari in regular season te la cavi, poi quando arrivi in post season vediamo quante energie hai. Esattamente, una formazione giusto che debba anche tirare il fiato ogni tanto, giusto dare anche spazio ai giovani, e se non li facciamo giocare proprio in queste occasioni difficilmente vedremo l'hockey su pista italiano cresce. Un giovane che gioca al fianco di Tixidò e Mijans, due giocatori che comunque non sono nella prima fascia spagnola, perché hai Adroer, Torra, Alabartio e tutti questi qua, ma questi sono comunque di primissima fascia a livello europeo, quindi quanto può imparare un giocatore che ha l'abnegazione difensiva di Eloy Mijans o l'intelligenza tattica di Tixidò, lascia stare i giochi di bastone, tanta roba, complimenti, chapeau. La fortuna anche di questi ragazzi proprio di giocare con questi campioni in campo. C'è intanto il primo time out della partita chiamato da Diego Mir per il Breganze, mancano intanto 7 minuti e 59 secondi alla fine del primo tempo. Ogni tanto, Paolo, lo ricordiamo perché nella grafica nostra di Studio 7 HD questa sera, ricordiamo, regista e cameraman abbiamo Marian proprio di Studio 7 HD, non abbiamo il tempo, quindi ogni tanto lo ricorderemo a chi ci segue da casa. Noi intanto andiamo a 8 intanto alla fine, Tondi 0-0, falli di squadra 1-0. Esatto, partita come abbiamo detto correttissima. Intanto andiamo, Paolo, a vedere un po' quelli che sono anche i risultati dalle altre piste con la partitona questa sera, il big match tra Valdagno e Forte dei Marmi, che vede in vantaggio al momento il Forte dei Marmi per 2-0. Poi c'è Scandiano Trissino con il risultato parziale di 1-1, il derby vicentino Sandrigo Bassano fermo sull'1-1,
1-1 e Lodi Sarzana vede in vantaggio il Lodi per 1-0. Correggio Montebello si giocherà come al solito in casa del Correggio alla domenica, quindi domani alle ore 18, mentre l'altra partita che andrà a completare il quadro della 20ª giornata, ricordiamo, si giocherà mercoledì 12 febbraio alle ore 20:45 tra Follonica e Viareggio. Sì, poi adesso dicevi di Correggio Montebello e parlavi del Monza, che comunque il calendario del Monza è stato stilato in maniera abbastanza curiosa, nel senso che nelle prime 8 giornate incontra le prime 8 in classifica e poi nelle ultime, a parte l'ultima in cui gioca col Trissino, di fila avrà Scandiano e poi Correggio, Montebello, Breganze e Sandrigo, quindi il campionato del Team Service Car è lì, tu lo leggi, 16 punti, questi vanno male, sì, ok, va bene, ma ho giocato col Forte, col Viareggio, col Lodi, adesso iniziano quelle al tuo livello, della tua fascia, per andare a conquistare la 10ª posizione o andare ai play out portandoti in tasca il maggior numero di punti, visto che poi vengono divisi a metà per eccesso e insomma, quindi arrivare magari con 23 punti ai play out con due squadre, una a 14 una a 16, tu già magari vinci la prima, se hai più 7 stai tranquillo, però tranquilli in questo campionato non esiste. Possiamo dire anche, Paolo, che a livello psicologico questo può anche molto influire, un inizio di un campionato, trovarsi a giocare le prime 8 partite proprio con le prime 8 in classifica, sì, questo sì, può demotivarti. Poi vai a Porto e perdi 10-1 perché quelli sono dei marziani, vai a Porto e perdi 12-1 perché sei tornato il lunedì da Porto perché il Porto ti ha spostato la partita la domenica sera. Sì, tanti particolari quest'anno negativi, insomma Monza non gode di fortuna rispetto a ciò che produce, ovvero che punta sulle giovani, è una società sanissima che ha già praticamente fatto il budget per la stagione prossima, però insomma bisogna lavorare testa bassa e c'è poco da lamentarsi. Però possiamo dire che la giovane età premia, quindi a lungo andare sicuramente Monza potrà tirare fuori le unghie rispetto a squadre molto più quotate. Intanto c'è la ripartenza del Monza con questo tiro di Lazzarotto dalla destra parato dalla difesa del Breganze. Il tallone Achille del 3 monzese è proprio la fase finale, tanto qua Oye incrocia molto bene sul primo palo. Il tallone Achille del Monza di Lazzarotto è proprio quello, cioè la parte finale, lui difende benissimo, imposta, ha una visione di gioco, hai visto prima l'extra pass per Paul Franci, quando c'è da tirare in porta, ragazzi, Pietro non fa mai gol, ma lui ti dice il gol non fa per me. A me piace servire gli altri. Quindi sì, il gol non fa per me. Quinta liceo, tra l'altro poverino davvero sta studiando come un pazzo perché prende dei voti bellissimi, l'anno prossimo andrà all'università, 3 anni di contratto col Monza, 3 anni di contratto nel 2020, non ti rifà nessuno, lui a Monza ce l'ha perché crediamo ma tantissimo in Pietro. Costenaro intanto gira la porta di Stefano Zampoli, pressato proprio Costenaro che lascia lì la palla per Scuccato, perde intanto il possesso Samuele Amato, c'è il contrappiede del Monza con Paul Franci, ancora Paul Franci lì a tu per tu con Francisco Veludo, la pallina ancora del Monza, lo scarico all'indietro per Lazzarotto. Perché Paul Franci è più veloce degli altri, è riuscito a farsi recuperare, adesso si sta distraendo e infatti è andato a parlare con l'arbitro. Palo di Zucchetti sulla ribattuta da fondo pista, con Veludo battuto, forse l'occasione più golosa perché qui botta al volo di Zucchetti che recupera anche questa pallina, occhio perché qua c'è Borgo che aggancia Zucchetti e Galoppi dice ma che fai, gli sta ridendo, dai vieni su, occhio dall'altra parte Borgo, Lazzarotto, ma c'è di rincorsa Amato e la parata col guanto di Zampoli per terra. Grande intervento di Stefano Zampoli su questa incursione in area di Samuel Amato, che nonostante tutta l'esperienza e la freddezza di Samuel Amato ha trovato di fronte a sé un grandissimo Stefano Zampoli. Adesso entra nuovamente Eloy Michans che chiede ai suoi di girare la pallina, infatti adesso è in possesso di Andrea Scuccato che gira la porta di Zampoli, mette adesso la pallina lì in mezzo per Michans, Scuccato per Andrea Della Valle, si è entrato da poco. Andrea Della Valle intanto è scivolato. Secondo me hanno pulito bene, ma molto bene perché si scivola un po', perché è andato per terra prima Lazzarotto, adesso ho visto anche prima Migians, ora qui Dalla Valle, quintetti dalli tu Stefano, perché sono veramente continuano a mutare. Diego Mir cambia tantissimo ma non si sta comunque abbassando il livello, forse produce un filino meno il Breganze ma arriva sempre dalle parti di Zampoli.
il Braganza che adesso ha un nuovo assetto in pista con il solito Francisco Veludo in porta, mentre dentro di esperienza c'è Eloy Michans, possiamo dire con Andrea Scuccato, mentre lì davanti troviamo due giovani come Silvio Costenaro e Andrea Dalla Valle, anche lui giovanissimo, che assieme a Andrea Borgo ha dato nuova linfa a questo Braganza targato Diego Mir. Sì, anche perché poi mano a mano gli anni passano, qui passò uno anche del nome di Giulio Cocco, giusto citare talenti recenti. Con la Maria un cambio, ha inserito Nadini per Lazzarotto, quindi occhio perché è una formazione questa a trazione offensiva, è un po' tolto Zucchetti, anche se il contributo di Zucchetti è sempre importante, lui è il miglior marcatore in stagione del Monza con 13 gol, un Monza che segna veramente poco, soprattutto su azione. E quindi Martinez e Oie con Polfranci e Nadini, diciamo ci sono un difensore e un regista come Oie, se vogliamo metterla così, Nadini e Polfranci, ovvero un attaccante veloce come Franci e uno bravo di stecca ma non proprio un fulmine di guerra come Nadini. Dall'altra parte c'è Mijans, Scuccato che recupera questa pallina e lancia, Costenaro c'è in mezzo, Borgo invece stoppa il tiro e ha fatto la cosa giusta, ma Zampoli. Bravo anche qui Zampoli a parare il tiro di Costenaro quando mancano 4 minuti e 25 secondi al termine del primo tempo, e la pallina adesso è sulle stecche del Team Service Car Monza con Martinez che va a scaricare su Nadini. C'è intanto un fallo presunto di Polfranci in area. Attacco, i catalani sono focosi. Lui, ci sono delle partite in cui si nervosisce, prima 3 tiri fuori, viene da un'influenza, sta facendo bene ma manca sempre qualcosa. Alla fine occhio intanto la botta, la palla che poi gira dietro porta, viene recuperata da Mijans e con l'aiuto adesso bravissimo qua Dalla Valle. Tanto ancora Braganza, altissimo Andrea Dalla Valle, forse ha bisogno di un po' più di muscolatura, diciamo, un po' troppo magro per la sua statura, però è un ragazzo che veramente sa fare molto bene il suo mestiere di hockeista. Intanto Braganza con Costenaro che va a servire lì in mezzo Dalla Valle, però pressato in fase difensiva dalla Monza e quindi se ne stanno dando i 45. Occhio sempre a questo tiro sul secondo palo, tutte le volte, non solo tiro in porta. Questa sarà, sto basso, la sesta situazione in cui dalla mediana parte questo diagonale che punta al secondo palo, ma non c'è mai il bastone del giocatore perché nessuno riesce a passare alle spalle dei difensori monzesi. E vorrei anche vedere, dopo che hai preso 3 gol 3 uguali con il Lodi, hai perso un derby che tranquillamente potevi pareggiare come all'andata. Tu citavi prima, hai detto i risultati del Monza, che quanto Nadini a Lodi finì 3-2 con un palo praticamente a porta vuota e Giulia Martinez a 40 secondi alla fine, per dirne una, a Lodi. E però questo insomma è così, cioè il Correggio ha pareggiato con Lodi ha perso a Bassano, è un campionato, il Correggio ha vinto qui, è un campionato veramente bellissimo campionato, come mi piace anche ricordare il campionato che al momento stava facendo anche il Sandrigo, poi subentrato Vanzo, il gioco è migliorato nettamente, però da quel momento l'unico punto che ha costruito con Vanzo è stato proprio qui a Sandrigo con il Braganza, e quindi un Sandrigo che come il Monza riesce a proporre, a essere propositivo, gioca un hockey molto bello, però non riesce ad andare a punteggio. Qui intanto il tiro di Michans da fuori, un campionato perché l'ha sbeccata col occhio, perché male il controllo di Nadini, Mijans la botta, bravo Zampoli a chiudere lo specchio, e qua c'è il passaggio di ricostruzione dell'azione leggermente errato e quindi può ripartire il Braganza. Qui male Nadini, sì, Sandrigo che poi tra l'altro ha, se giochi sull'esperienza, ha 2 come Nicoletti, e attenzione intanto Nadini Martinez è il secondo 2 contro 1 di partita, Martinez Nadini Veludo, qui eri troppo schiacciato Nadini, forse ci stava più una finta e puntare in porta da parte di Nadini, ma Veludo è stato immobile, una statua. Portieri Stefano perfetti. Al momento sono i 2 MVP della partita, Zampoli e Veludo. Partita emozionantissima comunque tra le due formazioni che non si stanno assolutamente risparmiando. Texido intanto, Texido che come al suo solito tra un dribbling e l'altro guadagna metro su metro, riesce a entrare dentro l'area di rigore, però anche qui prontissimo Zampoli e la difesa del
del Monza. Uno come Texido è come Saavedra, lo vorrei sempre nella mia squadra perché fanno tante cose utili, non perdono quasi mai la pallina, sono altruisti. Tra l'altro, a parte che finora Texido parliamo di uno che ne ha messi comunque 43 in 2 stagioni a Breganze, complessivi 43 in 2 stagioni. Qua ha fatto un lavoro di stecca catalano purissimo, Doc. Comunque, tornando Paolo al discorso del campionato, sarà veramente un campionato avvincente questo qui, veramente apertissimo fino all'ultima giornata. E poi con intanto c'è il gol di Julian Martinez, bellissimo il gol con il tiro al volo di Martinez che lì dal limite dell'area riesce a infilare il secondo palo di Francisco Veludo per l'1-0 targato Monza quando mancano 49 secondi al termine del primo tempo. C'è proprio sullo scarico dietro porta, azione inusuale per il Monza, credetemi sarà il secondo gol su scarico là dietro porta. Martinez, la palla gli resta bassa, passa davanti a sé il difensore, la sfera quella peggiore che può essere nell'hockey, ovvero quella che ti passa 1 millimetro dal parastico e il portiere non riesce a vedere la partenza del tiro, e Monza che è in vantaggio, non posso dire meritatamente, nel senso che le due squadre sono davvero un equilibrio totale e quindi probabilmente anche una situazione può sbloccare. Qui il Monza l'ha trovata prima del Breganze. Diciamo che sull'1-0 la squadra che è in vantaggio è meritatamente in vantaggio. Sì. Vabbè, sì, no, nel senso. No, vabbè, non ha rubato nulla al momento il Monza, sta giocando bene anche il Breganze. Io credo che se continueranno con questi regimi giocheremo fino all'ultimo secondo una partita tiratissima. Primo tempo intanto che si conclude in questo momento, ricordiamo la rete proprio di pochi secondi fa al 24esimo minuto di Julian Martinez che porta in vantaggio il Monza. Per i giocatori qualche minuto di riposo anche per noi. L'invito che vi rivolgiamo è quello di seguirci tra qualche minuto per il secondo tempo di Lenaro Breganze Team Service Car Monza. Sì, non è un invito, è un obbligo. A dopo.
Amici sportivi, ben ricollegati con il Pala Ferrarin di Breganze per questo secondo tempo tra il Lanaro Breganze e il Team Service Car Monza, partita valida come 20ª giornata del massimo campionato di Serie A1 di hockey su pista 2019-2020. Al momento la situazione vede in vantaggio per 1-0 il Team Service Car Monza con il gol di Julian Martinez proprio nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo. Tutto è pronto intanto per l'avvio di questo secondo tempo. Ai microfoni sempre con Stefano Rettis e Paolo Virdi, la voce monzese. Partita che ricomincia in questo momento subito con Samuel Amato a scaricare dal metacampo. Nulla da fare per il Breganze, sempre pronto Stefano Zampoli su questi tiri dal metacampo di Samuel Amato. Pallina intanto per Marco Oye del Monza che va a giocare indietro per Zucchetti, poi Paul Franci indietro per Julian Martinez che adesso guadagna qualche metro sulla fascia sinistra. Il tiro di Martinez e arriva con il guantone Cico Veludo, pallina intanto che viene scaraventata proprio da Veludo in tribuna. Sì, quasi un po' nostra postazione. Nuovamente buonasera, un Monza che è avanti 1-0 ma in una partita tremendamente equilibrata, situazione falli che è sull'1-1 credo, no, 3-0 il Breganze, 0 contro il Monza, 0 falli di squadra in 26 minuti. Qua Zucchetti che si porta a spasso di Gians, gira dietro porta, c'è uno scarico per Paul Franci, no, invece arriva a metà pista, Marco Ie carica ma trova il bastone messo bene da il Monza. Intanto Zucchetti, c'è una spinta evidentissima qua da parte Scuccato dietro, qui Galoppi dice vai, dice sempre così a Zucchetti, ma in questo caso forse l'intervento era veemente, ma c'è Martinez che prova una ripartenza, invece no, decide di andare a giocare con calma. Monza che è pericoloso, però è avanti 1-0 e è molto dentro la partita. Breganze che deve faticare per cercare di non di riagguantare, perché insomma basta un golletto, però le precedenti partite di cui dicevi, Monza è reduce da 4 sconfitte, ma le ultime 3 a Follonica in casa con Forte e Lodi sono state di grande qualità. Qui Paul Franci non ha potenza e neanche precisione, Scuccato, finta e poi c'è spazio per il rovescio. Zampoli. Ci arriva Zampoli su questo tiro di Andrea Scuccato, intanto c'è il tiro anche di Amato, grande intervento di Zampoli in questo caso, ancora pallina di Amato che va con era un mezzo tiro, mezzo passaggio lì al volo verso l'area, la pallina però si impenna troppo alta e dunque viene fischiato il fallo a favore del Monza che riparte in questo momento con Zucchetti che va a servire Oye, la pallina intanto per Paul Franci che va a giocare su Martinez, ancora Franci, lo scambio tra i due a centrocampo, ancora Martinez, marcato altissimo, pressato alto da Samuel Amato, riesce a liberare sulla sinistra Martinez verso Paul Franci che va al tiro, però pallina che rimbalza sulla difesa delle Breganze. Adesso Teixido che va a giocare lì in mezzo per Samuel Amato, ripartenza adesso del Monza con Franci, Paul Franci e tu per tu. Scusate. Sulla verticalizzazione, adesso lì che si dispera, sono 2 partite tanto che non gioca Oye, sono 3 gare che non giochi, qui gli è mancata proprio la freddezza in questa situazione. Monza però ancora ripartenza, extra pass, testa a testa, ha già giocato 2 contro 1 in campo aperto più questo, quindi facciamo 3, è una sensazione tattica nella quale il Breganze non si è mai trovato, ma occhio tanto Oye da solo, il miracolo di Francisco Veludo che va a togliere questa pallina sul primo palo, ancora un pericolo per il Breganze. Lo avrebbe meritato tutto il gol qui il Monza con Oye. Adesso il giro palla affidato alle Breganze con Mitchans intanto che scarica su Zampoli, pallina però che non viene data una buona potenza. Ma come prima, come prima le conclusioni precedenti sono tutte comunque pulite, con uno Zampoli pronto, parate scolastiche. Il Monza arriva in porta anche in situazioni di testa a testa, quindi sono una tipologia di interventi differenti. Occhio. Intanto c'è il Breganze con Mitchans su di lui, 2 uomini, viene fischiato il fallo di squadra per il Monza, quindi a favore del Breganze, il primo fallo di squadra oltretutto del Monza dopo 4 minuti del secondo tempo.
credo di non averlo mai visto no, è così, è una squadra, adesso uno può dire ma sì, sono i tuoi ragazzi che gli vuoi bene, no. Questi sono proprio bravi ragazzi, cioè qua un po' ico de puta non ce n'è neanche uno che ti dà la mezza randellata, e qui anzi sono dei polli spesso. Vatti a vedere gol che ha preso il Monza col Follonica con Zampoli che gira per l'aria e segnano, cioè è una squadra così che non ti dà la bastonata gratuita, non ti fa la giocata nevrotica, e poi se c'è una partita nervosa per carità sale, ma se è una partita di questa intensità, questa pulizia di gioco, questo davvero non arrivi mai a 10 falli, ma mai Pallina adesso per il Monza con Julian Martinez. Chiudo, non che dall'altra parte ci siano dei petrogini che ti aprono. I rossoneri si adattano sempre molto bene alla situazione. Dunque, vabbè, c'è gente da battaglia, Samu Amato, Mijans, insomma, quando giochi da tanti anni a quei livelli, per forza, se c'è da far girare il legno, questo è l'hockey. Quando gira il legno, bisogna dire che anche a Marachelle Samuele Amato sa come combinarli. Anni di esperienza, davvero una vita tra nazionale e anni giocati in Italia. Qui fa protezione, lascia lì la palla e concede i 45 offensivi al Breganze. Parlavamo prima, Paolo, anche la giovane età del team Service Car Monza e anche metà squadra del Breganze di giovani. Non ci sono particolari ex in pista in questo momento, l'unico ex che abbiamo prima nominato, Nicola Retis, che è in tribuna, stagione 2015-2016 proprio in casacca team Service Car Monza, che fu proprio l'anno del ritorno in Serie 1 del Monza. Sì, un ritorno in Serie 1 a Monza che ha avuto sempre tanti veneti, anche per i polli, mi ricordo nell'anno della promozione. Quintato sul primo palo, Texidò sempre con una mano, Mancina bravissimo, occhio perché Amato dritto, si porta sul rovescio, bravissimo Zampoli un po' alla catalana, hai visto, era seduto col gambale, sulla coscia destra, era seduto, poi ha alzato il gambale sinistro, ha avuto qualche problemino fisico ultimamente Zampoli, una coscia, una mezza contrattura, gli ha fatto compagnia prima delle partite con Lodi e siamo leggermente stati a Monza un po' sulle spine, ma Zampoli, come hai visto, guarda, di uno stato di forma terrificante. Qui Zucchetti che però trova il bastone di Mijans, lettura difensiva del 14 perfetta, e Breganze che adesso prova l'azione offensiva con stop e tiro, sfera che resta lì, c'è il tap-in ma è scuccato col pattino, si trae un vantaggio e quindi è punizione. Gran bel Monza comunque quello del 2015 con Juan Oviedo in porta, mentre sapevo che l'avresti detto. Tanto c'è il gol del Breganze con il capitano Gerard Texido, 19 minuti e 2 secondi al termine della partita, pareggia i conti con questa incursione, va a battere sul secondo palo il portiere del Monza Stefano Zampoli per il pareggio del Breganze. Sì, una squadra che fornisce il 50% di gol su assist. Questa sera non c'era verso, si è messo in proprio. Texidò l'ha lavorata per bene, è andato via sulla destra, mezza finta per sbilanciare Zampoli, palla sul secondo palo e il pareggio per il Breganze è cosa fatta dopo 6 minuti del secondo tempo. Tiro intanto di Zucchetti, pronto ancora una volta Cico Veludo, ancora pallina del Monza. Adesso in pressing c'è Texido con Mijans che va a portare via pallina a Martinez, rilancia adesso il Breganze con ancora l'incursione lì dalla sinistra di Texido, però non trova la stessa fortuna del gioco precedente dove ha trovato il gol del pareggio. Adesso c'è Borgo, il giovane Andrea Borgo in possesso di palla che va a servire lì in mezzo. Mijans, selva di stecche, c'è un po' di confusione in area e adesso la pallina che finisce dentro, viene assegnato il gol. Forse ci sarebbe stato anche l'estremo del pallina alto, forse gioco pericoloso. Comunque il gol del Breganze che va al raddoppio sempre con Capitan Texido a 18 minuti. Al di là dell'errore tecnico, 4 giocatori del Monza erano oltre la linea della palla e 3 del Breganze in fase offensiva oltre la linea della palla in linea offensiva, quindi perso il contrasto, 3 che se ne andavano, uno che è rimasto lì, 3 del Breganze da soli, vuoi palla alta, vuoi la spinta, vuoi pattino, quello che c'è, non l'abbiamo visto che Galoppi era un passo, un pallonetto a Zampoli, ma il Monza quest'anno prende gol, credimi, in maniera anche peggiore, dopo te ne racconto uno. Peccato perché per Monza subire un 1-2 così al sesto e settimo minuto del secondo tempo non è facile. Adesso la deve raddrizzare questa partita la formazione di Tommy Collamaria
e adesso con Martinez in possesso di palla che va a giocare per Oye, lo scarico per Paul Franci, indietro per Zucchetti che tira una sassata lì in mezzo, la pallina che poi torna sulla stecca del Monza. Nulla da fare, riconquista il Breganze adesso con Teixidó che si accentra sempre dentro all'area. Teixidó poi in girata va a lanciare, però troppo alta la pallina. Sì, tolti i portieri, al di là dei 2 gol ha dato dei cambi di velocità a questo secondo tempo. Teixidó non indifferenti, perché comunque le sue letture offensive, occhio perché Martinez ruba palla, arriva a ridire in corso, stop e tiro e la sfera è larga. L'ago della bilancia, il 21 rosso-nero, qui Paul Franci fuori, mette in mezzo anziché tirare Martinez, c'è tanta confusione, si gioca un po' così, tanto c'è attenzione, cerca un gol alla Federico Ambrosio, Gerard Teixidó con un stop e tiro. Monza che adesso, Breganze che adesso ha acquisito una notevole dose di fiducia con l'1-2 di Gerard Teixidó. Attenzione, stop e tiro di Mijans, fa ripartire l'azione Zampoli, ma esce Borgo spalla a spalla con Oye. Parte intanto Borgo che guadagna metri su metri lungo la fascia sinistra del pala Ferrarin. Intanto qui c'è lo scarico di Amato, pronto ancora una volta Zampoli, adesso il Monza con proprio Paul Franci a tu per tu con Cico Veludo, ancora Monza, Martinez riesce a superare Veludo, il gol del 2-2 a 16 minuti e 4 secondi. Era un po' nell'area qua perché già l'azione precedente Veludo aveva fatto un miracolo su Oye e adesso Julian Martinez con questa incursione trova stranamente subito il gol. Allora, 2 nozioni, una, quando ti dicevo il gol in pallonetto, perché magari non tutti seguono sempre le vicende del Monza, soprattutto di Eurolega, avanti 3-1 col Noia, una squadra che insomma è terza nel campionato, terza quarta comunque nel campionato dell'Hockey Liga, sul 3-2 a 40 secondi alla fine tira Aragonés, la sfera colpisce praticamente dietro qui la porta dove vedisse l'auto, quindi 2 metri, la sfera torna in pista, colpisce il gomito di Zampoli e torna in rete. Mai visto, io ho chiesto dall'87 che gioco e seguo hockey, mai visto un gol così. 3-3 col Neuer e avanti 3-1 con il Forte dei Marmi, dopo aver giocato 50 minuti, preso 2 pali in meno di 30 secondi, un miracolo, un gol meraviglioso. Ambrosio, stop e tiro al volo, non so se l'hai visto sui social, fantastico, perché a velocità di esecuzione lì spellarsi le mani, poi dici sei il telecronista di casa, non tifi. Io ho urlato perché che gol ha fatto, ma anche Brambilla che è il presidente del Monza ha urlato in quella circostanza. Punizione da fuori, palla che passa in mezzo a 4, 2-1 e poi 4-1, ma nel giro di pochi secondi. È una squadra che comunque è anche sfortunata per ciò che crea. Prima ti dicevo, Lodi ha preso un palo a 40 secondi dalla fine, poi giri per la città dove comunque mediamente un abitante su 2 capisce di hockey, ti fermano tutti e ti dicono la più bella squadra che abbiamo visto quest'anno al Pala Castellotti è stato il Monza, quindi è lì a 16 punti però. Io dico tutte queste cose, ma il Monza ha 16 punti. Manca sempre quel guizzo di fortuna che consente di portare a casa qualche punto. Purtroppo nell'hockey moderno ci vuole anche quello. In tutti gli sport ci vuole quello. Intanto Nadini in pista, torniamo in cronaca. Nadini, Oye, Martinez e Zucchetti. È uscito Paul Franci che comunque reduce da un'influenza. Dall'altra parte il giovanissimo e promettentissimo classe 2003 Borgo insieme a Costenaro con quel fisicone a mettere le mani addosso. Oye, Samu Amato e Eloy Mijans, quintetto inedito nel Breganze se non sbaglio. Sì, la prima volta questa sera con questo assetto, prima al posto di Borgo l'assetto più simile era con Dalla Valle dentro insieme ad Amato, Mijans e Costenaro. E poi occhio fuori Teixidó che è stato un fattore in questi primi 10 minuti. Adesso sicuramente un po' di fiato per Teixidó che entrerà per la fase finale della partita. Stavo osservando anche un po' dei risultati delle altre piste questa sera, col senno di poi, con i risultati che stanno anche succedendo lì nelle altre piste tra la terza e quinta classificata sta succedendo un po' di tutto, con Breganze che potrebbe approfittare anche di qualche passo falso di Valdagno, oppure anche di Trissino, con i risultati che al momento vede Valdagno Forte dei Marmi in vantaggio, Forte dei Marmi 2-0, Scandiano che sta vincendo 4-1 sul Trissino. Questo è un risultato abbastanza strano
Scandiano, anche se c'è da dire che Scandiano comunque sta giocando per agguantare soprattutto questa sera il Breganze in classifica, mentre Lodi Sarzana conduce Lodi 3-0. Dicevamo dunque con il Valdagno sotto contro il Forte dei Marmi e anche Trissino sotto contro Scandiano, Breganze avrebbe la possibilità di andare a recuperare sul Valdagno e addirittura anche di superare il Trissino, però siamo ancora nel corso dei secondi tempi anche delle altre piste, quindi ancora tutto da decidere. Scandiano che ha veramente double face, in casa gioca in un modo con una convinzione esorbitante, cioè fuori casa ha delle debacle clamorose. Ovviamente mercoledì prossimo dopo Monza Porto ci sarà Monza Scandiano e mi smentiranno sicuramente, giocano una gran partita d'occhio perché Nadini c'è un contropiede, è un 3 contro 2, no, un 2 contro 2. Zucchetti fa saltare e cerca la soluzione più complicata, ovvero una Piccadigna ha avuto di fronte Amato, non ha trovato una linea di passaggio per Pietro Lazzarotto e qua Silvio Costenaro prova ad andarsene sulla laterale di sinistra, c'è un blocco di Vigianzo, secondo me falloso perché col gomito alto si portava via Giulia Martinez, prova ad andare in angolo, si è fatto praticamente tutto il perimetro dei 20x40 del Palaferrarine e alla fine perde sfera, Borgo insegue Nadini, occhio perché quella situazione è facile da agganciare l'avversario, c'è Nadini, cerca di andare in punta di velocità, anche il rovescio, anche qui una soluzione che poi lascia il campo aperto proprio Costenaro, Giulia Martinez parte 10 minuti prima. È molto più veloce comunque Martinez qui rispetto a Silvio Costenaro, che riesce ad anticiparlo, forse non forse, ma il passaggio era troppo lungo, quello di Eloy Michans verso Silvio Costenaro, dunque ne ha approfittato Julian Martinez. Allora voglio spezzare una lancia a favore di Costenaro perché Martinez è partito 10 metri prima, però era già in velocità. Costenaro è partito da fermo e non avendo il fisico di Paul Franci con quella mole è vero, era veramente il fisico di Nicola difficile. Redis, ecco, diciamo che è uno di quelli abbastanza veloci. Torniamo alla partita con il Monza, adesso c'è una pallina lì in mezzo per Julian Martinez, pallina che colpisce il palo, sfortunato qui il Monza che aveva l'occasione per tornare in vantaggio nuovamente sul Breganze. 12 minuti e 22 secondi dal termine, trova il palo con Julian Martinez, intanto c'è lo scarico da metà campo per Samuel Amato, la pallina è ancora per le stecche del Team Service Car Monza con Julian Martinez a giocare indietro per Zucchetti che finta il tiro, poi si accentra, riesce a scaricare una bomba di rovescio che va però sopra la porta difesa da Veludo. C'è la ripartenza intanto delle Breganze con Costenaro a giocare per Amato. Sì, con Borgo il Monza che comunque sta giocando una gran partita su questa pista dove non è veramente facile proprio per nessuno. Ora Samu Amato va a puntare Nadini, la mette in mezzo e c'è il gol, c'è una deviazione di Domenico, dice il gol è di Amato ed esattamente come nella partita di andata Samu Amato la mette ancora. Devo andare a vedere il fatturato di Samuel Amato in questa stagione, il gol 18 in campionato, sono tantissimi per uno che di professione fa il difensore. Se non erro già da un paio di partite Samuel Amato ha eguagliato il suo record di gol in un campionato che apparteneva ancora alla stagione, adesso non ricordo perfettamente l'anno, ma era proprio al Prato Samuel Amato. Sì. Tanto qua ancora Amato, il gol direi che l'ha galvanizzato, tra l'altro non ha tirato una bomba delle sue, ma ha messo una palla in mezzo e a volte davvero si arriva in porta con il traffico davanti a Stefano Zampoli. Scuccato che era già pronto al cancelletto, Scuccato Borgo, Costenaro Amato, quindi non ci sono né Bijans e né Texido e il Breganze in vantaggio. I due catalani del Breganze che verranno sicuramente inseriti per le fasi calde della partita, dunque per gli ultimi 7-8 minuti. Beh, è quello che fa un grande allenatore, ci sono giocatori di pallacanestro che prima vedo Spanulis, uno dei più grandi d'Europa, prima dell'ultimo quarto lui esce sistematicamente a 3 minuti dalla fine del terzo quarto e entra 2 minuti prima dell'ultimo quarto, ovvero riposi quello più l'intermezzo tra i due quarti e magari un time out e tu per 10 minuti ti riposi. Questo sta facendo con grande intelligenza Diego Mirma, è veramente un bravissimo allenatore e i risultati che si stanno proprio vedendo, ovvero fa di riposare i suoi, gioca i 6-7 minuti quando i tuoi uomini migliori sono ancora con dell'ossigeno, anziché spremerli per 45 e poi trovarti lì cotti e fanno l'errore dopo magari aver tirato la carretta prima.
Sicuramente non c'è nulla da insegnare a Diego Mir, ma credo neanche a Tommaso Correa Maria, che ho apprezzato molto il suo lavoro, soprattutto in quella stagione che ho seguito nel 2015, quando Nicola giocava proprio lì a Monza. Non persi una partita in casa del Monza, macinai chilometri su chilometri in quella stagione con la mia auto. Potremmo intervistarlo tuo fratello a fine partita, visto che è qua vicino. Non è di molte parole, possiamo anche provare. Ora intanto il Monza deve ripartire con Zucchetti che passa la metà pista, c'è il raddoppio sistematico di Scuccato a Julian Martinez che va a lottare da terra. Questa palla messa da Scuccato era fallo tutta la vita perché aveva il ginocchio che toccava il parquet. Julian Martinez, c'è un blocco di Nadini, lavora di stecca fuori per Zucchetti, c'è il rovescio pronto, la bordata, una deviazione, palla sul fondo pista, Questenaro scivola, forse c'è anche il tocco con il bastone da parte di Nadini, lo vede Galoppi che dice sì con la testa sulle lamentele di Texido e Mir in panchina e punizione all'angolo per il Berganza. Manca 9:44 e rossoneri in vantaggio per 3-2. Riparte le Braganze con Samuel Amato che va con il passaggio diagonale sulla sinistra per Andrea Scuccato che scarica l'indietro per Capitan Texido. Amato intanto dalla sinistra guadagna metri, si accentra e poi mette lì una pallina che però va oltre la porta difesa da Stefano Zampoli. Riparte il Monza intanto con Julian Martinez che gioca sulla destra per Pietro Lazzarotto. Lazzarotto intanto aggira la porta di Cico Veludo, ancora Lazzarotto in possesso di sfera, gioca l'indietro per Zucchetti pressato da Samuel Amato. Zucchetti, c'è l'arbitro Domenico, di mezzo. Risaltare Amato e Di Domenico insieme non è semplice. Zucchetti intanto, Zucchetti, c'è il dribbling di Zucchetti, il fallo di Samuel Amato fischiato da Di Domenico, forse si poteva anche soprassedere, ma qui viene visto il gioco fisico. Prima un filino, cosa dici? Ha influito sul fischio? Tra me e te proprio. Ha rimediato a prima. Ma quando fareste lì vabbè, non era colpa sua, poi qui il fallo magari c'era anche, mai un arbitro che sbaglia una volta e poi compensazione che davvero si sommano gli errori. Tanti lo fanno, tanti Galoppi è uno in genere che non fa ste cose, ad esempio Di Domenico per quanto mi riguarda bravissimo arbitro, anche se gli è andata di sfiga quella volta a Sarzana dove ha visto il gol per il Monza, ma ce ne sono tanti che hanno comunque enormi capacità, alcuni un po' meno. Ora Nadini per Zucchetti, ripartenza di fronte a sé, c'è Scuccato, legge la situazione proprio Zucchetti, ma Monza va a infilarsi un angolo da cui deve uscire, c'è Lazzarotto e c'è sempre Nadini nella propria metà pista che da quella posizione non è incisivo. Zucchetti poi deve cedere 25 secondi di disponibilità offensiva, quindi si è andato a metà del tempo per il Monza. Nadini gira dietro porta ma Breganze chiusissimo davanti a Veludo. I biancorossi possono solo andare con questa deviazione. Hai visto lo schema, Nadini, Zucchetti in basso, Nadini alto, si scambiano, vedi che Zucchetti sale, Nadini sale, Zucchetti scende, difesa che si compatte, si schiaccia verso la porta di Veludo e chi va a tirare però è Zucchetti. Questo è lavoro studiato, anche prima l'avevamo visto, ti ricordi, in primo tempo. Intanto attenzione al gol, la doppietta di Samuel Amato, 19 gol in campionato, 4-2 Breganze. Se l'è cercata Samuel Amato che ha fatto fuori tutta la difesa del Monza, è andato lì dentro l'area tu per tu con Stefano Zampoli che è riuscito a distendere, praticamente l'ha battuto. 7 minuti e 46 secondi al termine della partita. Samuel Amato, sua doppietta personale questa sera che porta il Breganze in vantaggio per 4-2. Monza senza far niente davanti ha aggiunto il 2-1, ha preso queste due reti di Samu Amato e ora si trova ancora nella condizione di dover perpetua, di dover recuperare. Intanto il nostro Stefano Retis vi darà il parziali dalle altre piste. Valdagno Forte dei Marmi sempre ferma sul 2-0 in vantaggio Forte dei Marmi, mentre Scandiano allarga ancora sul Trissino, adesso in vantaggio per 5-1. Sandrigo Bassano vede in vantaggio il Sandrigo per 3-2, anche questa partitissima lì nelle zone basse della classifica. Montebello e sono proprio le 4, esatto. Esattamente, poi Lodi Sarzana ancora 3-0 per il Lodi. Correggio Montebello che si giocherà domani alle ore 18, mentre l'ultima partita della 20ª giornata che vedrà in Predil Follonica CGC Viareggio si giocherà mercoledì 12 febbraio alle ore 20:45. Time out terminato, intanto ricordiamo era stato chiamato da Diego Mir. Si riparte in questo momento con la palla in possesso del Team Service Car Monza.
con Marco Oie che va a girare dietro porta. Oie, Polfranchi, Martinez e Zucchetti. Questo di solito è lo starting five qua, ma arriva di rincorsa Martinez, ma è molto bravo, resta lì il bastone di Martinez che non poteva levarlo in quel modo, prende anche il blu e dopo la pioggia grandina in casa Monza ha lasciato lui il bastone e è andato per terra scuccato. Classica situazione di cartellino blu per aggancio, e dunque vediamo Texidò che è un mago della conclusione da fermo. 7 su 17 è colui che ne ha tirati di più in Serie A, quindi 7 su 17, ma anche Breganzi è una di quelle squadre che ne ha tirati 21, sono tantissimi. Lui contro Zampoli 7,5 dalla fine, ma poi se non segna ci sarà comunque un power play, e Monza che quando finirà il power play mancheranno 5,30 esatti, segniamocelo perché sennò va a finire che ecco partite come Correggio dove qualcuno entra prima. E quindi Texidò contro Zampoli a 7,30 dalla fine. 41% di realizzazione positiva per Texidò, che parte in questo momento con Zampoli. Texidò riesce a stenderlo, però si allarga troppo sulla sinistra ed è facile per Zampoli bloccare questo tiro. Poi anche raso terra, diciamo, ma era troppo laterale. Texidò era riuscito a far tutto alla perfezione, però si è spostato un po' troppo in là. Il suo compaesano catalano ieri è arrivato con un bastone lungo che è finito sul naso di Texidò, ma si sono ovviamente parlati tutti. Sì, qua è stato bravissimo Zampoli, quindi 7 su 18, sporca un po' la percentuale, ma è veramente altissima, perché qua si dice sempre a rigore tiro diretto, non si va mai oltre il 40%. Ora Monza che può tenerla per 45 secondi e far trascorrere sotto di 2 gol, comunque qua sbaglia Zucchetti, lascia Magians, occhio scuccato sul secondo palo, eccolo lì, palo Magians, arriva Zucchetti, salva. Come ti avevo detto a inizio partita, specialità di Scuccato, il passaggio che arriva dal lato con Scuccato a tirare al volo. Talvolta è già successo in 2 o 3 occasioni gol di Scuccato proprio con passaggio da... Intanto qui c'è il contropiede con Mitchans con Zampoli che va a salvare questo tentativo delle Breganze. Ti dicevo il passaggio addirittura da una fascia laterale all'altra, dove c'è proprio lì Scuccato che attende il pallino, riesce a tirare al volo, lì spiazzi completamente il portiere. Se poi riesci a essere anche preciso e potente, non c'è nulla da fare. A tagliare sul lato debole, cosa vuole di più. Qui c'è un aggancio col bastone, qua Oie prova ad uscire dal raddoppio sistematico. Adesso il morale anche del Monza, peggio di così non si poteva. Ora Amato sul secondo palo, Scuccato prova a difendere il Monza. Non c'è mai stato l'attacco al triangolo, hai visto? Sono passati 1 minuto e 80 secondi praticamente, ma questa è la prima volta in cui il Monza attacca e il Breganze attacca a difesa schierata. Tiro intanto poco preciso di Samuel Amato che va a sparare altissimo. Diciamo, rivedremo l'attacco in 4 contro 3 al Breganze, perché mancano 20 secondi, ultima chance per i padroni di casa di sfruttare questo power play. Breganze intanto con Andrea Scuccato che va a passare sfera su Samuel Amato da centrocampo. Intanto Scuccato che va a servire dall'altra parte dell'area, Eloy Mitchans, ancora Mitchans, qui c'è il fallo fischiato al Breganze. Entra intanto Julian Martinez dopo aver scontato i 2 minuti di penalità. 5:26 al termine della partita, Breganze 4 Monza 2. Falli di squadra, 6 quelli del Breganze mentre 3 quelli del Monza. C'è il dopo blu. 8 secondi direi che è finita anche la... Non ho seguito l'azione, Paolo. No, era là che faceva sportellate con Amato e i due si spingevano e Di Domenico ha pulito Polfranchi, e dunque direi che a 5:22 con un tiro diretto adesso regalato da questa azione, perché la palla ce l'aveva al Monza, al Breganze, e poi un power play. Se ancora si va come prima si finisce a 3:20 sul +2. Io penso che per il Monza le speranze non sono a 0, sono in saldo negativo. Allora ci riprova Texidò, e che è 7 su 18, questo è 7-19. Parte intanto Texidò, serie di finte, questa volta però riesce a castigare Stefano Zampoli, la mette lì dove va a cavare le ragnatele, proprio all'angolo sinistro della gabbia difesa da Zampoli per il quinto gol del Breganze.
tripletta intanto per Teixido a 5 minuti e 19 secondi dal termine della partita. 42% al tiro diretto, non è male per niente per Teixido. E dunque Breganze, che mi sento di dire la porta a casa, ma non penso di aver mai fatto un'affermazione del genere sul più 3 a 5 dalla fine, perché l'hockey non è mai finita, ma penso anche di poter dire che conosco bene il Monza. Ti faccio notare comunque che il Breganze sistematicamente purtroppo in questo campionato, quasi ad ogni partita, quel minuto 2 di completo svarione in cui vedrai contro il Monza non c'era nessuno lo svarione. Diciamo che adesso deve soltanto gestire il Breganze, ha veramente il coltello dalla parte del manico. 5 minuti poco più e 19 secondi, 5 minuti e 19 secondi al termine della partita, un risultato di 5-2 che può consentirgli di mantenere palla. 995 minuti di partita dall'inizio del campionato, ma contro il Monza svarioni quest'anno non le abbiamo mai viste, non le avrà neanche il Breganze, che ha giocato comunque una grande partita, un'ottima partita l'ha giocata anche il Service Car, che si trova sotto di 3 gol, a essere sinceri. Anche quel palo prima, un paio di situazioni in Monza che forse non sa nemmeno come trovarsi. La parte drammatica dei Brianzoli è il fatto di essere sotto di 3, di non sapere come essere sotto di 3. La chiave della lettura la possiamo anche già dare: hai segnato solo 2 gol, che è la media delle ultime partite. Se fai 2 gol a partita, le partite di hockey non le vinci mai. Monza intanto in possesso palla con Oye marcato da Michans. C'è intanto il Zucchetti che tira dalla propria metà campo, pallina che viene intercettata da Andrea Scuccato. Qui intanto Teixido che tenta di servire in mezzo Samuel Amato, è pronta però la difesa del Monza con Nadini. Adesso il tiro intanto di Oye che trova la difesa del Breganze. A sinistra di Scuccato ha trovato dove resterà un livido nero che conosci bene. Ora Zucchetti per Martinez, sta giocando solo sui nervi adesso il Monza, non ha a testa. Ancora un altro tiro di Zucchetti del ex Prato e Pieve con la sfera stoppata sul bastone. Il cronometro è indubbiamente il miglior amico del Breganze. Qui c'è un taglio in mezzo, c'è da dire che questa sera il Monza non ha preso gol da dietro la schiena su ingressi laterali, ma ha subito reti in maniera anche insomma abbastanza inusuali. Ora Amato, Zampoli, qui si vede che non è un attaccante Samuel Amato. Aspettiamo, vuoi già andare adesso? Okay. No, se vuoi fare una battuta c'è qua proprio Nicola Rettis che ci è venuto a trovare una battuta da parte appunto, tua. lo metti tu? Ok, va bene. Ciao Nicola. Ciao. Innanzitutto come stai? Perché te lo chiedo io, anche se lui dicevamo prima che raramente un telecronista può parlare del proprio fratello. No dai, adesso diciamo che da 2 giorni a questa parte sto decisamente meglio. Quindi per la Coppa Italia ce la farai? Non lo so, dovrei sentire i dottori, ma penso che rientrerò proprio giusto la settimana della Coppa Italia. Magari poi ci sono 3 giorni di partite, che ne sai, come l'anno scorso. Faccio a tempo a riprendermi. Dove l'ha vinta il Breganze? Perché ormai manca 3 e sta girando per angoli, senza scongiuri, perché Monza molto difficilmente riuscirà a prendere il Breganze adesso, anche perché non riesce più a avere trame offensive. Dove l'ha vinta il Breganze questa sera? Sì, Breganze ha davvero faticato questa partita, perché il Monza ha giocato molto chiuso. Il primo tempo era veramente molto difficile riuscire a entrare nella difesa brianzola, e si sono un po' scoperti su metà del secondo tempo, perché comunque il risultato a favore del Breganze ha costretto un po' a allargare le maglie del Monza, e così è permesso al Breganze, che ha fatto molta fatica nel primo tempo a trovare delle soluzioni a tu per tu con il portiere, a trovare appunto delle opzioni più tecniche e tattiche, e riuscire così a impensierire un po' di più il Monza. Un giudizio non si fa mai, ma è positivo sul 21, su Teixido, perché mi sembra davvero quello che forse ha spostato gli equilibri al di là della doppietta, proprio con i cambi di velocità e con le situazioni di inizio ripresa. Sì, diciamo che Gerard è il nostro punto di forza, lo dimostrano i gol che ha fatto fino adesso in campionato, e lo dimostra anche la persona che è, perché sia in pista che in allenamento che fuori è veramente di grande aiuto per tutti. E penso che come tutti il primo tempo anche lui è rimasto un po' nascosto, proprio perché le difficoltà erano tante e il Monza ha difeso bene,
Però sì, poi è uscito un po' lui, un po' anche Samu, perché è amato, perché quando è lì in difesa è difficile passarlo e fa partire. Adesso è a quota 19 gol stagionali, sì, lui esatto, che propriamente nasce difensore. Esatto, e per quello riesce anche a far partire la squadra in contropiede molto velocemente, quindi penso che loro due questa sera abbiano dimostrato veramente di essere i due traini, coloro che riescono a portare avanti la squadra, anche se comunque se posso, perché essendo miei compagni un po' tutti secondo me meritano, a seconda da quello che vedo, i giovani che vi sostengono, esatto, perché esatto. il Costenaro della Valle Borgo, Esatto, il minutaggio è consistente. Sì, esatto. A posto? Bene, allora salutiamo grazie. Nicola Redis, torniamo con Stefano e andiamo in chiusura. Stefano, siamo riusciti a rubargli non 2 parole ma qualcuno. Scusa se ho intervistato tuo fratello, poi pareva brutto che fratello intervista fratello. Giustamente ho lasciato a te il microfono e dunque siamo ormai alle battute finali, ultimi 25 secondi di partita, con adesso la gestione palla affidata al Monza. Ormai possiamo dire che la partita l'abbiamo detto 5 minuti fa, Stefano. ormai del Breganze. 14 secondi alla termine, c'è questo tentativo di Zucchetti dalla metà campo, recupera bene il Breganze con Michans adesso che tiene palla. Ultimi anche una traversa di Nadini, esatto, che dava un po' il senso di questa stagione nera del Monza, nerissima. Mai avremmo pensato una cosa simile. Stefano, commento e poi magari vedi anche le altre. Ho visto piste. Comunque un bel Monza, un grande Monza. Serve forse un po' di fortuna in più, qualche gol in più, essere un po' più cinici lì proprio sotto porta. Non dico niente di nuovo. 53 gol in 20 partite, la media è facile. Però diciamo che Paolo, con questa nuova formula, oltretutto anche dei play out, tutto si giocherà non solo dopo l'ultima giornata, ancora tutto è possibile. Dunque io vedo un bel Monza che comunque, come abbiamo detto prima, non ha avuto un calendario sicuramente facile, e dunque ci attendiamo da qui alla fine del campionato, della stagione regolare, un Monza che saprà andare bene al recupero. Sì, un Monza che poi avrà il Porto sabato e poi da Scandiano in poi, Scandiano in casa e le altre 4 dirette concorrenti per la 10ª posizione da affrontare. E dall'altra parte un Breganze che invece solido, non si è mai disunito, ha vissuto senza mai cali di intensità anche quando hanno giocato i Costenari della Valle Borgo, e questo è il miglior pregio di Diego Mire del suo lavoro. Breganze che ha fatto veramente una partita esemplare, non ha avuto il solito calo che ha durante la partita, che ha dimostrato più di una volta quest'anno. Un Breganze che andando a guardare anche i risultati dalle altre piste, questa sera molto probabilmente andrà a riprendersi la posizione davanti al Trissino, che al momento sta perdendo per 6-2 contro lo Scandiano, mentre attenzione perché il Valdagno è 2-2 contro il Forte dei Marmi. Mancherà sicuramente poco, andiamo a vedere quanto manca, quindi il Valdagno terminasse così, mancano ancora 4 minuti al termine della partita, terminasse così mantiene salda la sua terza posizione, mentre il Breganze passerebbe in quarta. Sì, ha un solo punto di vantaggio, 37 il Valdagno, 36 il Breganze. Riesce a darmi anche il risultato di El Bassano, se non erro, Sandrigo Bassano? Ma esattamente, altra partita che a noi vicentini interessa molto. Vediamo c'è adesso la Brigata Stecca Fisso che sono uno spettacolo. Lodi, a Monza erano sotto 6-2 e anche a Lodi andavano avanti a cantare come dei matti alla Sandrigo fine. Che è ancora in vantaggio per 3-2 anche qui. Andiamo a vedere quanto manca al termine della partita, ancora lunga, 8 minuti e 22 secondi al termine. C'è un rosso apertegato, tra l'altro, un blu apertegato, quindi tutto a favore del Sandrigo. Va bene, per noi qui è tutto. Noi intanto ringraziamo Marian di Studio 7 HD, il ringraziamento a te Paolo per essere stato qui. Noi ricordiamo i prossimi appuntamenti per il Lanaro Breganze. Mercoledì 19 febbraio si giocherà di mercoledì proprio per i posticipi delle coppe europee. Mercoledì 19 febbraio ore 20:45 Sarzana Lanaro Breganze, mentre il team service Cara Monza giocherà sempre mercoledì 19 in casa contro l'Ubrocker Scandiano. Per sabato
22 febbraio, intanto rivolgo l'invito a Paolo Virdi che mi ha già detto di sì. 22 febbraio si giocherà Sandrigo Monza, quindi nuovamente con il duo Rettis Virdi alla telecronaca. Un saluto a chi ci ha seguito da casa, soprattutto ai tifosi del Monza, e quindi grazie ancora, alla prossima. Ciao a tutti.